Hai detto tutto quanto. Fine anno scorso volevo disintossicarmi, diciamo così, un annetto, prendermi un annetto sabbatico, anche perché io il calcio a 8 lo adoro, lo amo, è il mio mondo, ci sto bene dentro, mi piace partecipare con i ragazzi, stare con i ragazzi, quindi e vivere il mondo della Lega Calcio a 8 proprio. Quindi avevo preso questa decisione, ma poi mi si è presentata questa opportunità. Il presidente Andrea Liguori con Davide Amodio che è vicepresidente mi hanno fatto questa proposta e la mia scelta è durata 2 secondi più o meno e ho accettato subito l'offerta perché per me è un onore, tifoso della Lazio, trovarmi in questa situazione per me oggi è un giorno particolare, un'emozione particolare, l'entusiasmo è a 2000. Sì, intanto iniziamo a dire che la Serie A ce la dovremmo conquistare sul campo, perché a parole è troppo facile oggi dirlo. Partiamo con nuovi obiettivi, l'obiettivo è quello di ritornare il più presto in Serie A. Cercheremo già di farlo quest'anno e per quanto riguarda i miei collaboratori, no, loro sono fondamentali, ma in questa società la cosa bella è che siamo una grande famiglia, cioè veramente ci vogliamo bene tra di noi e ognuno di noi mette un piccolo mattoncino per costruire questo che l'indomani sarà il nostro castello. Quindi siamo tutti importanti allo stesso livello, dal presidente al vicepresidente, alla dirigenza tutta, al vice mister, all'accompagnatore, al giocatore singolo, ai nostri collaboratori, al campo stesso dove noi ci appoggiamo, che è Sport City. Quindi siamo tutti fondamentali per quest'annata e niente, speriamo di fare bene, ce la metteremo sicuramente tutta.